Morbillo tra gli adulti e negli animali focolaio epidemico di tubercolosi. Al via la prevenzione, è necessario contenere i virus. Riguardo al morbillo la copertura vaccinale per la prima dose è dell'88%. Si tratta dei nati degli ultimi anni. Per le seconde dosi la copertura è del 70%, quindi vi è un numero di suscettibili abbastanza elevato. Lo scrive il direttore del servizio di epidemiologia dell'ASP Gaetano Geraci. Secondo l'azienda sanitaria provinciale è dunque necessario aumentare la copertura vaccinale. Prima che si possa arrivare a delle vere e proprie epidemie è necessario prevenire con la vaccinazione. Nel 2016 si sono registrati 13 casi di morbillo, si è trattato di casi riguardanti i residenti nel distretto di Sciacca, viene spiegato, di cui 12 registrati come facenti parte di un focolaio epidemico, mentre quest'anno abbiamo già 2 casi confermati di soggetti che hanno un'età compresa fra i 25 e i 35 anni. Negli animali, ed in particolare bovini e bufalini di un'azienda agrigentina, è stato riscontrato un focolaio di tubercolosi. Diversi gli animali sequestrati perché infetti, isolati in separato ricovero fino alla macellazione o al loro abbattimento, sotto un meticoloso controllo. Il bestiame infetto sarà tenuto separato dai capi sani ed escluso dalla monta. I controlli ufficiali sono stati fatti lo scorso 24 aprile. L'azienda adesso dovrà correre immediatamente ai ripari.